km colore nero, clima automatico, navigatore, infotainment con ingressi digitali, telecamera, cruise control adattivo, gancio traino, sedili e volante riscaldati, listino 64.980 euro, prezzo 44.900 euro. Jeep Renegade 1600 MJT 105 cavalli business, anno 2018, 41.000 km colore grigio, clima automatico, cruise control, navigatore satellitare, infotainment con ingressi digitali e radio DAB, 19.900 euro. Toyota Hilux 2004 D4D, 4 ruote motrici, double cab comfort, dicembre 2018, 128.000 km colore bianco, clima, radio CD, Bluetooth, blocco differenziale, 26.500 euro più IVA. Volkswagen Polo 1000 MPI Trendline, anno 2018, 77.000 km colore bianco, clima, cruise control, radio touch compreso USB, guidabile da neopatentati, 14.300 euro. Jeep Compass 2000 MJT, 4 ruote motrici, limited, anno 2017, 49.000 km colore nero, clima automatico, cruise control adattivo, infotainment con ingressi digitali e radio DAB, 24.500 euro. Alfa Romeo Giulietta 1600 JTDM TCT Super, anno 2016, 120.000 km colore grigio opaco metallizzato, clima automatico, cruise control, navigatore satellitare, fari xenon, sensori anteriori e posteriori, U-Connect con ingressi digitali, leve cambio al volante, 14.800 euro. Visita il nostro sito autosalonebellani.it o seguici su Facebook. Siamo a Feltre, vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco. Cerchi lavoro? Umana ti viene incontro. Nella tua provincia, oltre alle storiche filiali di Belluno, Feltre e Longarone, anche quest'anno Umana riapre il punto lavoro in Piazza Kennedy ad Alleghe. Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento 337 14 84 908. Cosa aspetti? Centinaia di posizioni per assunzione immediata. Buongiornissimo, Operbacco, il 23 ottobre, una data da non dimenticare, arriva il terzo Galà della Bollicina, un evento pazzesco con ben più di 40 aziende che parteciperanno con degustazione bollicine. Passeremo dal metodo Sherman al Trento Doc, al Franciacorta fino ad arrivare allo Champagne. Ciccheteria a tema per tutta la giornata con la macelleria Costa. L'area salumi e formaggi attiva per tutta la durata dell'evento. Corner con salse e sottoli con il grandissimo Morgan e poi anche il caviale corner. Champagneria con bottiglie introvabili per tutto l'arco della giornata. Un appuntamento da non perdere sulle Dolomiti. Operbacco. Vi aspettiamo al Galà della Bollicina, Operbacco, 23 ottobre. Prenotate il vostro biglietto al 348 27 79 135. Posti limitati. Dolomiti Bus offre nuove opportunità di lavoro. Cerca meccanici per l'officina di Belluno. Si richiede licenza media ed esperienza da meccanico di almeno un anno. Competenze informatiche nell'utilizzo di software di diagnostica e conoscenza di strumenti informatici. Le posizioni aperte sono per un impiego full time. Inoltre è attiva la selezione per un posto da magazziniere per officina meccanica. Richiesta l'esperienza di almeno un anno nell'ambito di acquisti, di ricezione e stoccaggio, di inventario e di magazzino. I candidati a ambo sessi possono inviare il loro curriculum vitae a cv@dolomitibus.it. Renault. 10 anni fa Renault ha aperto la strada all'elettrico. Oggi stiamo entrando in una nuova era. Nuova Renault Megane E-Tech 100% Electric, 220 cavalli e fino a 470 km di autonomia. Ricarica rapida e dashboard multimediale open air con Google integrato. È il risultato di 10 anni di impegno nell'elettrico. Vieni a scoprirla. Renault Dacia Dal Ponte a Belluno, con officina, carrozzeria, centro revisioni, auto di cortesia gratuita, telefono 0437 91 50 50. Vieni da Dal Ponte a Belluno. L'associazione Chi da Fargona ripropone la tradizionale Sagra di Fergona della Madonna Addolorata. A Fregona di Canale d'Agordo, 17 e 18 settembre, ritorna la sagra. Sabato dalle 17 alle 18, apertura tendone con happy hour, birra o spritz a €1. Dalle 21 musica e ballo con i T-Rock Band. Domenica alle 11 apertura tendone e fino alle 12 happy hour. E dalle 14 per tutto il pomeriggio balli e giochi per bambini con strilli e animazione. Dalle 14.30 musica e ballo con Mirko Ivanzarot. Alle 17.30 Santa Messa e processione per le vie del paese. E dalle 20.30 musica e ballo con Oro Puro. Per tutta la sagra pesca di beneficenza.
Sabato sera e domenica a mezzogiorno e sera cucina con piatti tipici. Vi aspettiamo il 17 e 18 settembre alla Sagra di Fregona della Madonna Addolorata, a Fregona di Canale d'Agordo. L'Officina della Casa è il negozio di ferramenta, casalinghi, giocattoli, colori, detersivi sfusi, cartoleria, materiale elettrico, utensileria, libri per bambini, duplicati di chiavi e radiocomandi, piccoli elettrodomestici e molto altro. Ci trovi ad Agordo in via Insurrezione presso l'area commerciale Ganz. E in questo periodo, fino a fine settembre, scopri la nostra promozione sulla cartoleria dedicata al ritorno a scuola. Trovi il volantino in negozio oppure sui nostri social network. L'Officina della Casa. Se ti serve c'è ed è in promozione. Radio Più. Sono le 8:03. Buongiorno e buon fine settimana dalla redazione. Le ultime notizie dalla guerra in Ucraina. Le forze armate di Kiev hanno liberato e preso il controllo di più di 30 insediamenti nella regione di Kharkiv, nel sud del paese. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky nel suo discorso serale. Non dimentichiamo però le altre aree, dice Zelensky. Feroci battaglie continuano sia nel Donbass che nel sud del nostro paese. Un grave incidente ferroviario è avvenuto nella notte in Croazia, la collisione fra un treno passeggeri e un convoglio merci fermo tra due stazioni non lontane dalla capitale croata Zagabria. Il primo ministro Andrej Plenković, giunto sul luogo del disastro, ha dichiarato che, secondo i dati attuali, 3 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite. Nessuna pare in pericolo di vita. Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il treno passeggeri non si sarebbe fermato ad un segnale rosso di stop, travolgendo ad una velocità di oltre 100 km all'ora il convoglio merci che era fermo sui binari a causa di un guasto. Diversi passeggeri sono stati recuperati sotto il treno ed il bilancio potrebbe quindi essere ancora provvisorio. Sport e Formula 1. Oggi, con inizio alle 16, le qualifiche per il Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza. Grande attesa per la prova delle Ferrari, chiamate ad un riscatto dopo le prove non esaltanti degli ultimi Gran Premi. E in effetti nelle prove libere le rosse sono andate bene. Sainz velocissimo davanti a Verstappen e Leclerc, ma il pilota spagnolo della Ferrari partirà e non sarà l'unico penalizzato di 15 posizioni per avere sostituito il motore. Stessa sorte fra gli altri anche per Lewis Hamilton, mentre lo stesso Verstappen, leader del mondiale, dovrà subire una penalità di 5 posizioni per il cambio del motore endotermico. Le aspettative della Ferrari nelle parole del direttore sportivo Laurent Mekies, intervistato da Sky. Qui la cosa più importante per noi oggi era soprattutto su una pista molto particolare, basso carico, eccetera, eccetera, riuscire a trovare un po' la fiducia giusta con i piloti, e su quello che ci siamo concentrati. È stato un buon feeling dai due piloti dall'inizio della sessione. Poi abbiamo un programma un po' particolare perché sappiamo che Carlos partirà in fondo, quindi abbiamo provato a fare una mappa la più larga possibile dell'uso delle gomme tra Carlos e Charles per avere i dati giusti stasera. Sentiamo Charles Leclerc al termine delle prove libere nella intervista internazionale con la traduzione di Sky Sport. Sono piuttosto contento dalle prime sensazioni che abbiamo ricavato su questa pista, perché dopo quello che è successo a Spa la macchina è in una condizione simile, è un pochino più estrema qui, però simile rispetto a Spa, quindi ci aspettavamo una giornata un pochino più difficile. Invece è andata piuttosto bene, non so quanto la Red Bull si sia nascosta, quindi aspettiamo domani quando metteranno tutto insieme, ma oggi la sensazione è stata molto buona, quindi speriamo di poterlo mantenere. Prima delle qualifiche alle 13 ci sarà l'ultima sessione di prove libere. E dalla redazione è tutto, ancora buona giornata. Radio Più, una corazzata di notizie. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. Buongiorno, alle 8:06, ben ritrovati. Ci facciamo subito interpreti del malessere e malumore della gente di Gosaldo. La comunicazione via SMS è dello scorso giovedì. La comunicazione di BIM GSP, della quale
ve ne parleremo a breve. Da un mese e mezzo l'acqua a Gosaldo era utilizzabile per scopi alimentari solo previa bollitura. Ora non più, i cittadini devono rifornirsi presso le cisterne disposte nelle frazioni, peraltro neanche capillarmente. Significa che l'acqua è inquinata, che non è usabile per scopi alimentari nemmeno previa bollitura. Sono interessate le frazioni Le Foche, Lambroide, Neore, Magai, Tren, Selle, Coltamai, Bitti, Giardoi, Petuine, dove, come dicevamo, in alcuni punti, Foche e Lambroi, viene effettuato il servizio sostitutivo. Per questo, dicevo, ci facciamo interpreti del malessere e del malumore di chi abita la montagna, in questo caso di chi abita Gosaldo, e si aspetterebbe tempi ben più stretti per un ritorno alla normalità. In prima pagina del Gazzettino: è urgente passare all'Alto Adige. Il primo cittadino di Colle e Santa Lucia si dice pronto, il percorso deve andare avanti anche velocemente. Il collega di Livinallongo rilancia: stanchi di aspettare, non è questione di contentini o di soldi, ma è la storia. Convocherò con urgenza la commissione referendaria istituzionale, il percorso deve andare avanti, eppure velocemente attendiamo ormai da troppi anni. Lapidario e il sindaco di Colle Santa Lucia, Paolo Frena, parla anche nella veste di presidente di quella commissione che è organismo ufficiale dal 2007, anno di convocazione del quesito referendario per il passaggio all'Alto Adige di Colle, Livinallongo e Cortina. Aspettano una risposta anche il sindaco di Livinallongo, Leandro Grones. È chiarissimo, non è questione di soldi e contentini, ma è questione di storia. Sul Corriere delle Alpi l'apertura è per le scuole private in affanno, ne parla Forzin in 17ª pagina, scuole paritarie strangolate dalle bollette. Qualcuno ha già dovuto arrendersi, altri resistono, ma se non arriveranno aiuti statali sarà inevitabile aumentare le rette. I rincari dell'energia stanno strangolando le scuole paritarie della provincia. Parliamo di una trentina di strutture. In molti territori sopperiscono all'assenza di asili nido pubblici e offrono un servizio prezioso e fondamentale alle famiglie. Parliamo di 1430 bambini che lunedì inizieranno l'anno in una scuola paritaria. È un numero che da solo basta a far capire cosa accadrebbe se le scuole Federazione Italiana Scuole Materne Sociali chiudessero. La preoccupazione in questo momento è grande, lo spiega il presidente della FISM provinciale Stefano Tricches. Siamo una provincia molto esposta ai rincari. Da noi il riscaldamento funziona da ottobre a fine maggio in moltissime zone. Siamo arrivati ad un punto in cui sarà quasi inevitabile aumentare le rette. Val di Zoldo, Aigne e Soffranco, 2 cantieri per la 251 sul Gazzettino. Buone notizie per i cittadini della Val di Zoldo. I pendolari che percorrono la provinciale 251 tra Longarone e la Valle, 2 cantieri su 3 previsti per la martoriata strada, stanno per partire. A Solagnotti il tratto danneggiato da una frana. Nel dicembre del 2020 i lavori iniziano il 20 settembre, in contemporanea al via il cantiere tra Soffranco e Igne. Il piano è stato illustrato dal capo di Veneto Strade Silvano Vernizzi. San Pietro, intervenire prima che ci scappi il morto. Le condizioni in cui si trova il muraglione sopra le loro case li preoccupa a tal punto da non poter più dormire sonni tranquilli. Succede nella frazione di San Pietro di Cadore, interessa 4 edifici, molti di proprietari di seconde case, ma anche di residenti. Anche un sopralluogo della provincia ha confermato il pericolo. Intervenite prima che ci scappi il morto, questo è quello che dice un residente. In centropagina, balneazione dei laghi bellunesi, promossi. Lo studio ARPAV ha analizzato la qualità delle acque di balneazione del Veneto e i laghi bellunesi davvero brillano.
È stato effettuato l'ultimo campionamento della stagione delle acque di balneazione veneta con esito favorevole su tutte le acque. ARPAV ha prelevato 1044 campioni per 2088 analisi con il 100% di esito favorevole, con valori conformi ai limiti di legge per i parametri microbiologici. Analisi anche per i laghi di Santa Croce, Missa e Centrocadore. Un trend sempre ottimale negli anni, dettaglia l'assessore Giampaolo Bottaccin, che quest'anno ha raggiunto l'eccellenza assoluta, uno dei tanti segnali dell'attenzione con cui la Regione segue ogni aspetto collegato all'ambiente e alla tutela del territorio. Questo il punto di vista dell'assessore Bottaccin. Tutti i risultati delle analisi effettuate sulle acque di balneazione sono disponibili in tempo reale al pubblico sul sito di ARPAV, oltre che inseriti nel portale Acque di balneazione del Ministero della Salute e su una specifica app Balneazione ARPAV. Il Corriere delle Alpi in prima pagina quest'oggi, rosa e gialla, ecco le schede elettorali per le politiche, pubblicate sul sito della Prefettura, le 2 schede per le elezioni del 25 settembre. Poi c'è un titolo per quanto riguarda l'hotel Auronzo, futuro incerto, resterà chiuso tutto l'inverno. Quest'inverno non aprirà, una vicenda giudiziaria impedisce di programmare. A Feltre, boom di iscrizioni al corso di laurea infermieristica, 20 posti in più. Grande richiesta in ospedale e case di riposo e i candidati salgono di 20 unità. E ancora bonus per spesa, bollette affitti alle famiglie più bisognose. Il comune di Belluno mette sul piatto da qui alla fine dell'anno 110.000 euro. Selva di Cadore. Ieri mattina il soccorso alpino di Cortina è stato attivato dal 118 verso le 9:15 a seguito dell'infortunio di una turista statunitense lungo il sentiero numero 452 che dal rifugio a Verau porta al Passo Giau. La 41enne dell'Arizona, che aveva riportato una sospetta lussazione alla spalla, è stata prima assistita dai soccorritori e poi recuperata dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore che l'ha trasportata all'ospedale di Belluno. Ancora sanità, dalla prima pagina del Gazzettino, all'ospedale aggiudicati i lavori per la sala ibrida, continua spedito l'iter per la realizzazione della sala ibrida e della nuova sala di emodinamica. Siamo all'ospedale di Belluno, aggiudicati i lavori, adesso parte il cantiere. Film, sport, la ricetta per il rilancio del Cadore, organizzare i principali eventi della prossima stagione sportiva invernale 2023 di Cortina d'Ampezzo, pianificare il cammino verso i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Sono i 2 binari sui quali si è mossa la Fondazione Cortina. Dal 17 dicembre inizia un periodo intenso, 4 gare in 40 giorni che metteranno la Conca sotto i riflettori internazionali. Ma non solo sport, anche il cinema. A Cortina vive un nuovo rinascimento e tornano i cinepanettoni. Con le Dolomiti un feeling speciale, ha detto Diego Abbattantuono, che promuove a pieni voti San Vito e Cortina. La grande pallavolo in Space Arena, in 700 per i vicecampioni d'Europa, la DRL strappa un set al Trentino. Grande risposta del pubblico per l'amichevole Belluno-Trentino, vinta dai vicecampioni d'Europa, lasciando però un set ai padroni di casa. Ben 680 gli spettatori si sono presentati alla Space Arena di Lambioi. Non una sorpresa, conoscendo la passione dei bellunesi per quanto riguarda la grande pallavolo. Corriere delle Alpi, Agordino, Gianni Santomaso. Il comune di Agordo estingue tutti i mutui accesi dal 1979 al 2005. Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio Comunale riunitosi giovedì sera. Al secondo punto all'ordine del giorno c'era infatti la proposta avanzata dall'assessore al bilancio Claudio Sito tesa a liberare risorse economiche nella parte corrente del bilancio. La legge 125 del 2015, ha spiegato l'assessore, prevede che il 10% dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare debba essere destinato all'estinzione di mutui. Nell'ultimo consiglio, che ha approvato il consuntivo, avevamo sottolineato che disponevamo di un avanzo vincolato di circa 70.000 euro proprio per l'estinzione mutui.
In questi mesi il sito si è interfacciato con gli uffici comunali per verificare la situazione dell'ente relativamente ai mutui contratti nel corso del tempo con la Cassa Depositi e Prestiti. Dal conteggio effettuato, ha spiegato il sito, abbiamo verificato l'esistenza di 12 mutui che vanno dal 1979 al 2005, mutui che ora abbiamo la possibilità di estinguere. Si tratta di provvedimenti decisi negli anni in cui occorreva far fronte ai costi di manutenzione degli acquedotti e delle fognature, che all'epoca non erano ancora affidati a BIM GSP. Abbiamo conteggiato un totale di 69.900 euro che potremmo estinguere al 31 dicembre utilizzando l'avanzo vincolato. Qual è il vantaggio? Ha proseguito l'assessore. Questa operazione ci consentirà di liberare per gli anni 2023, 2024 e 2025 24.000 euro di spesa corrente, cioè risorse per la parte che risulta sempre più complicata da pareggiare nel bilancio. L'operazione ha un costo legato all'indennizzo per tale estinzione, si tratta di 3.000 euro che pensiamo valga la pena di spendere. Il Consiglio si era aperto con l'approvazione della proroga per altri 3 anni del servizio di gestione dell'asilo nido comunale all'azienda speciale Agordo Servizi, per la quale il sindaco Roberto Chisalè ha speso parole lusinghiere. Il contratto è scaduto a fine giugno, ha detto il sindaco, la gestione dell'ultimo triennio è stata valutata molto positivamente dall'amministrazione, per cui andiamo a proporre la proroga per altri 3 anni. L'azienda speciale ha gestito il servizio in maniera valida e oculata anche durante la pandemia. Il lavoro svolto è stato inoltre premiato dalla crescita delle iscrizioni e del gradimento del servizio da parte dell'utenza. L'amministrazione comunale ha supportato l'asilo nido dando attenzione alla struttura sulla quale sono stati svolti vari interventi e altri verranno eseguiti a breve. Il Consiglio ha quindi approvato una variazione al DUP in seguito alla notizia dei giorni scorsi relativa al contributo a valere sul PNRR per la realizzazione del polo scolastico 0-6 anni. Abbiamo ricevuto un contributo di 3 milioni di euro a cui il Comune dovrà aggiungere altri 200.000 euro, ha spiegato il sito. Abbiamo deciso di spalmare i fondi su 2 anni. Nel 2022 330.000 euro per incarichi tecnici di progettazione, per il 2023 2.870.000 euro. La quota spettante al Comune, pari a 200.000 euro, verrà finanziata con 180.000 euro arrivati in questi giorni come rimborsi delle somme urgenze spese per la strada Farenze-Nadon e 20.000 euro di avanzo libero. Avevamo pensato anche a un mutuo, ma dovendo redigere il progetto definitivo esecutivo entro metà ottobre non avremmo avuto il tempo per farlo. Oltre a questa consistente variazione legata ai lavori per il polo 0-6 anni, l'assessore ha elencato anche altre cifre: 82.000 euro in entrata, 30.000 per beni alimentari e 52.000 per servizi provenienti dallo Stato per la gestione dei profughi, 3.500 euro da avanzo libero per una perizia di stima richiesta dall'ufficio tecnico sulla caserma dei Vigili del Fuoco e sul poligono di tiro di Crostolin, 9.800 euro di fondi statali per le elezioni politiche, 2.100 euro per integrare i fondi per la progettazione del municipio. Per Radio Più, Gianni Santomaso. Canale d'Agordo, la cerimonia in più di 2000 per la festa Luciani, fedeli nelle piazze e al campo sportivo. Domani la messa di ringraziamento per la beatificazione, in diretta anche sui canali social di Radio Più. Chiuse le strade, previste navette tra i parcheggi e il paese. Messa blindata per Papa Luciani dunque a Canale d'Agordo, ma che blindata, risponde Luca Lucchetta, responsabile dell'organizzazione delle presenze. Nessuna messa può essere blindata o vietata, tant'è che se dovessero arrivare più di 2000 persone, quante ne contengono le 2 piazze in centro, abbiamo previsto di attrezzare di collegamento audio anche il campo sportivo, in modo che la celebrazione si possa seguire anche da quest'area. Prima entrerà chi si è prenotato, ancora a disposizione 1 migliaio di posti. Oggi alle 18 il convegno con Stefania Falasca. La biblioteca parrocchiale ospita 1500 libri dono, catalogati da Don Albino. Gazzettino bollette alle stelle, il bar Fabella chiuso a Ponte nelle Alpi. Il caffè di Viale Cadore ha ufficialmente chiuso i battenti, raccogliendo attorno a sé molti clienti e amici chiamati attraverso la pagina social per l'ultimo brindisi, musica. Chiudiamo in bellezza questa stupenda esperienza, anche se piena di intoppi per chiusure forzate e bollette alle stelle, comunque ricca di soddisfazione e nuove conoscenze. In effetti è stato un gran via vai di persone che ha animato l'ultima del locale, gestito da Anna Brandalise. A Chiesa dal Pago questa sera la Lucciolata nella Conca è l'evento per aiutare la via di Natale e la tradizionale camminata di 3 chilometri che parte dai Molini.
Buone notizie da Agordo, come previsto sono terminati i lavori tra la 203 via Insurrezione. Agordo. Questa notte si sono conclusi i lavori che hanno interessato via Insurrezione 27 aprile 1945 e 4 novembre 1918. Dalle 4 di questa mattina la viabilità ordinaria lungo via Insurrezione, la ex regionale 203 Agordina, direzione nord-sud, riprende regolarmente. Corriere delle Alpi, Palafeltre, il ghiaccio è pronto, nessun aumento al pubblico, domani l'Open Day per bambini e ragazzi, Bortoluzzi, importi delle bollette insostenibili, ma non ha senso. Alzare il prezzo, saliranno leggermente i costi per le società, erano fermi da troppo tempo. Il ghiaccio al Palafeltre è pronto, ieri mattina ha iniziato a usarlo la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio con lo stage dei giovani talenti del pattinaggio artistico. Domani l'Open Day, gratuito per bambini e ragazzi che vogliono provare gli sport del pattinaggio artistico e hockey. Dalla prossima settimana iniziano ad allenarsi le società e da fine mese cominceranno le aperture al pubblico nel weekend. E a proposito di palaghiacci, oggi ad Alleghe alle 12.30 l'Alleghe si presenta, giovanili e prima squadra alle 12.30 alla spiaggetta fronte Stadio del Ghiaccio di Alleghe. È un fine settimana di importanti eventi con la sede Smonteghea, ricordiamo a Selva di Cadore. L'appuntamento è per oggi e per domani. Dopo 2 anni di stop torna la festa desmontegada, scrive il Gazzettino. Il ricco programma si avvia oggi con l'apertura in località I Piegn dello stand gastronomico e con la musica dei Peones. E alle 15 la conferenza Il Bostrico e lo stato di salute dei nostri boschi con Daniele Belli. E via via la serata si svilupperà con la musica e la gastronomia. In questo fine settimana ricorrono i 100 anni del gruppo sportivo di Frassenè. Iniziata la festa ieri sera, prosegue quest'oggi con un ricco programma anche con la gara podistica, domani la presentazione del libro, la consegna dei riconoscimenti. Tra l'altro c'è anche una bella sfilata domani mattina alle 11, tempo permettendo. Radio Più trasmetterà in diretta gli eventi da Frassenè. Nel pomeriggio di domani invece la messa dalla piazza di Canale d'Agordo. Gazzettino, titolo per il comitato genitori di corsa per raccogliere fondi per la scuola a Sospirolo. Le iscrizioni sono aperte per Corrimamma e Trail del 18 settembre. Il comitato genitori di Sospirolo torna a rimboccarsi le maniche dopo la pausa Covid. Lo stop forzato ha messo in difficoltà molte associazioni, ma si ricomincia da questo importante evento. E ieri a Longarone Fiere è stata inaugurata la mostra dedicata all'arte, dove c'è anche la presenza importante di Augusto Mürer. Alla cerimonia di presentazione al taglio del nastro era presente anche Marco Bussone, presidente dell'UNCEM. La sfida dell'Italia paese forestale è dare un senso a 11 milioni di ettari di foreste, 600.000 ettari in Veneto, definire percorsi di impegno, di sviluppo, investendo bene risorse europee, il PSR ad esempio, coinvolgendo gli enti locali, i parchi, le imprese, le università. La ricerca deve contribuire a una pianificazione forestale che dia supporto alle imprese che lavorano in questi territori, dia nuova linfa ai piccoli e grandi imprenditori che ancora credono in uno sviluppo forestale che dà ossigeno, nuova economia per le valli bellunesi a vantaggio del paese. Corriere delle Alpi, dal Feltrino, video porno a 2 minori su WhatsApp, molesta 2 minorenni e una maggiorenne a colpi di video su WhatsApp, con inviti a fare sesso con lui. Secondo il giudice Giua i fatti erano talmente gravi da impedire l'oblazione, cioè il versamento di una certa somma per estinguere il reato. La collega Feletto, che lo ha sostituito, ha assolto per la particolare tenuità del fatto. Stesso tribunale di Belluno e valutazioni completamente diverse da parte di 2 magistrati che si sono rimbalzati il fascicolo. Soddisfatto l'avvocato difensore Davide Fent, anche se non è arrivata una soluzione piena, e il difensore di parte civile Liuba D'Agostini
che ha ottenuto 500 euro di risarcimento e il pagamento delle spese legali. A Ramon l'evento dal 16 al 18, fagiolo, stagione molto difficile, ma alla festa il re non mancherà, nonostante sia stato un anno difficile per la produzione del fagiolo. Si sta lavorando per preparare gli spazi che saranno riservati a 100 espositori. Un grande regalo per i molti visitatori dell'osservatorio di Arson. Alle 21 la conferenza sul primo viaggio intorno al mondo, un proiettore ultramoderno, accanto ai tanti telescopi, il centro astronomico è al top. E tra gli appuntamenti del fine settimana c'è Candaten, a Candaten Davaia all'arte, è l'evento programmato per questo pomeriggio a partire dalle ore 16. Si rivive Vaia con professionisti della fotografia, del giornalismo, con Marco Martalar che presenterà il drago di Vaia, certo realizzato con il legno di Vaia, ma anche molte altre opere. E poi la Gallo, immancabile presenza quando si parla di Vaia, ma soprattutto Francesca parlerà di come ricava dal legno le fisarmoniche. Tutto questo quest'oggi a partire dalle 16 nella piana di Candaten. Nostro servizio. Agordo. Sono iniziati sabato scorso gli straordinari incentivati allo stabilimento Luxottica di Agordo. Sono 4 i sabati lavorativi in programma per le maestranze nel mese di settembre, 2 per turno lavorativo visto che sono chiamate al lavoro solo le persone che nella settimana interessata lavorano il turno al mattino. Un risultato buono nella giornata del 3 settembre, dove a ricevere la maggiorazione del 100% sono i reparti confezionamento, saldatura, trattamenti superficiali, finitura iniettato e nastratura iniettato. Una percentuale più bassa di adesione allo straordinario si è registrata nei reparti stamperia metallo e magazzino centrale, dove il supplemento in busta paga delle ore lavorate sarà del 90%. Ancora più bassa in stamperia iniettato, dove si erogherà il 70% in più. Non si è raggiunta invece la quota di maggiorazione al taglio lenti, dove come da contratto ci sarà un supplemento del 50% delle ore lavorate. Ricordiamo che gli operai interessati dallo straordinario incentivato possono decidere se monetizzare in busta paga le ore lavorate o trasformarle in banca ore tramite l'apposito form disponibile sul portale aziendale My Personal Desk. È tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo lunedì, buon fine settimana.